Al via un nuovo passo concreto per il sostegno alle persone più fragili. Il comune di Cordignano e Atter Treviso hanno siglato una convenzione per destinare 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica alle persone più bisognose. Gli appartamenti situati in via Sottocal 22 saranno assegnati in affitto agevolato per 3 anni, con possibilità di rinnovo a persone in situazione di disagio sociale e fisico, con disabilità o malattie gravi, prive di una rete familiare, ma con una minima autonomia economica. Un piacere e un onore aver sottoscritto questo accordo col Comune di Cordignano e ribadisco anche la disponibilità di essere pronti a sottoscriverli anche con altri comuni. Un'opportunità importante per i comuni per gestire degli immobili a un canone estremamente basso e quindi questi alloggi messi a disposizione dei comuni possono dare tante risposte a delle situazioni che i sindaci e le amministrazioni comunali si trovano da sera a mattina tra le mani. L'accordo, autorizzato dalla Regione Veneto, si inserisce in una più ampia strategia di housing sociale già avviata da Ater Treviso in collaborazione con l'ASL 2 e Caritas. Per noi questo che ho firmato oggi è un atto importante perché ci permette di avere a disposizione 2 alloggi da poter gestire in modo snello e veloce per far fronte a difficoltà ed emergenze abitative. Nel nostro comune abbiamo riscontrato che c'è una grande difficoltà a trovare appartamenti in locazione, quindi avere questa disponibilità per andare incontro a problemi di singoli o nuclei familiari fragili per noi è veramente importante. Con questa iniziativa Ater e Comune rafforzano il proprio impegno verso un welfare abitativo più umano, attento e partecipato.